benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Catania, a Fontanarossa va in scena la seconda giornata di caos. Viaggiatori esasperati, come vedete, in attesa di un volo anche per più di 24 ore. Proteste in aerostazione, la chiusura dello spazio aereo prolungato fino a fine emergenza eruzione dell'Etna, quindi non c'è un limite per ora. Vulcano a parte, siamo in uno dei weekend più difficili dell'estate per il caldo soffocante che complica l'esodo che vedete sulle strade e per il rischio incendi. A Catania e Messina percepite temperature fra i 38 e i 39 gradi. Nel Parco delle Madonie denunciati 2 uomini che davano fuoco a rifiuti pericolosi. Primi rimedi alla caro traghetti al via da lunedì. L'aumento delle tariffe non inciderà sui servizi di emergenza del 118. La Seus, la società che gestisce le urgenze, si farà carico dei rincari. Ad Agrigento torna in piazza la protesta contro la crisi idrica che dura incredibilmente da più di 3 mesi. Al fianco dei manifestanti anche il sindaco Sodano e l'arcivescovo Damiano che lancia un appello alle istituzioni. Oggi è la giornata internazionale dei gatti, indipendenti, furbi, pieni di energia. Anche per loro sono di grande importanza le adozioni e il contrasto agli abbandoni. Musica, martedì alla Villa Bellini per Catania Summer Fest, le inossidabili atmosfere degli anni 70 e 80 degli Earth, Wind and Fire, rivisitate dal gruppo di Al McKay, chitarrista della famosissima band americana. Calcio Catania, non versata la fideiussione prima del match di Vicenza, nessun nuovo acquisto in campo al Menti. Se lunedì il club non provvederà al pagamento, arriverà la penalizzazione. Palermo, positive sensazioni australiane, l'amichevole con Melbourne fa ben sperare per l'inizio della stagione. Martedì altro test con la Juventus. Bentrovati, dunque, seconda giornata di caos a Fontanarossa, viaggiatori esasperati in attesa di un volo anche da più di 24 ore. La protesta nell'aerostazione, la vedete tra poco, la chiusura dello spazio aereo prolungata fino a fine emergenza, senza una data o un orario preciso. Orazio Longo. All'aeroporto di Catania un'altra giornata di caos con proteste anche vivaci qui alle partenze, ma anche attese interminabili. Aeroporto di Catania seconda puntata, chiuso lo spazio aereo per la cenere dell'Etna, sospese le attività di volo in arrivo, ma i disagi in aerostazione sono per i passeggeri in partenza, con gli aeromobili che non atterrano, non ci sono aerei che ripartono e quindi si segnano cancellazioni, dirottamenti in altri scali e ritardi infiniti. Sui pannelli l'avviso Severe Volcanic Activity, mentre la SAC comunica che sono attivi contatti e un canale di coordinamento stabile con Protezione Civile, Regione Trenitalia e operatori del trasporto pubblico su gomma finalizzati a monitorare l'evoluzione della situazione e attivare misure di assistenza e supporto, comunicati che però non calmano i viaggiatori che in alcuni casi sono in attesa da oltre 24 ore. Sì, eravamo qui ieri e ha portato un ritardo di 3 ore. Ci hanno fatto fare pure l'imbarco. Dall'imbarco ci hanno fatto scendere di nuovo. Era il volo per Casablanca, era programmato ieri alle 9:05 e hanno chiesto che c'è un ritardo fino alle 4 di mattina, poi hanno annunciato che c'è il volo, ma fino a oggi ancora aspettiamo. La società di gestione dell'aeroporto fa sapere che è stata prolungata la chiusura degli spazi aerei, originariamente prevista fino a mezzogiorno, a cessate esigenze. Il consiglio è di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
Situazione molto complicata dunque. Intanto questa mattina sull'Etna si è aperta una nuova bocca eruttiva, la vedete, nella valle del Bove a quota 2550 metri e continua, come abbiamo visto, la dispersione di cenere vulcanica che poi influisce sull'aeroporto e i voli. Si fa sentire anche lo Stromboli, dove dalla notte scorsa un modesto flusso lavico si riversa, come vedete, nella sciara del fuoco. Non solo Etna, in tutta la regione è cominciato il weekend più difficile dell'estate. Traffico intenso sulle strade, caldo da allerta nelle città, rischio incendi. Maglio viola. Bollino nero sulle strade e autostrade, bollino rosso nelle città. È forse il weekend più difficile dell'estate 2026, quello in corso, con un doppio allarme, da una parte quello legato all'esodo, dall'altro quelli, perché sono due, legati al caldo fra rischio colpi di calore e rischio incendi. Sulle strade siciliane bollino nero, ovvero la massima allerta nella mattina di sabato 8 agosto, bollino rosso nei pomeriggi di sabato e domenica 9. Stop ai mezzi pesanti sabato fino alle 22, domenica dalle 6 alle 22. Osservate speciali in Sicilia per ANAS l'autostrada A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Trapani-Mazzara del Vallo. Traffico intenso però anche sulla A20 Messina-Palermo, che non è inserita negli allerta ANAS perché è gestita dal CAS, il Consorzio Autostrade Siciliane, come anche la A18 Catania-Messina. Sono 25 milioni i veicoli che in questo fine settimana viaggiano da nord verso sud e verso la Sicilia. Ma intanto nelle città è allerta colpi di calore, bollino rosso sia a Palermo che a Catania e Messina per sabato 8 e domenica 9. Temperature percepite fra i 39 e i 38 gradi fra Catania e Messina, con soltanto Palermo a 36 gradi sabato. Temperature che scendono di 1 grado domenica, tranne a Palermo dove salgono a 37 gradi percepiti. Come se non bastasse, tutte le 9 province siciliane sono indicate dalla Protezione Civile in stato di preallerta arancione per rischio incendi. Un giovane di 19 anni è morto la notte scorsa a Palermo in un incidente stradale autonomo. Intorno alle 3 è finito con la moto contro un palo in Viale Diana, alla Favorita. Sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Primi rimedi in vista del caro traghetti al via da lunedì. L'aumento delle tariffe non inciderà sui servizi di emergenza del 118, almeno quelli. La Seus, la società che gestisce le urgenze, si farà carico dei rincari per evitare la fuga dalle isole dei soccorritori. Maglio viola ancora. Gli aumenti delle tariffe per traghetti e aliscafi da e per le isole minori siciliane che scatteranno da lunedì 10 agosto non incideranno sui servizi di emergenza e urgenza sanitaria, ovvero il 118. Dopo l'allarme delle ultime 48 ore, la Seus, la società di gestione proprio del 118, ha deciso di farsi carico dei rincari. Con un provvedimento emanato questa mattina, la società ha disposto il rimborso del 18% delle spese di viaggio da e per Lipari e Salina, le due isole dove il personale in ferie o in malattia viene sostituito da personale che arriva dalla terraferma. Ci stiamo confrontando con le istituzioni competenti per individuare nel più breve tempo possibile una soluzione definitiva che consenta di evitare ricadute sull'organizzazione del servizio e soprattutto di garantire la piena continuità dell'assistenza sanitaria sulle isole, dice il presidente di Seus Riccardo Castro. Ma nel frattempo la società rimborserà la differenza di circa 9 euro al giorno agli operatori, molti dei quali si preparavano a rinunciare all'incarico. È una misura temporanea e straordinaria per fronteggiare l'emergenza. Già venerdì scorso l'ambulanza di Lipari è rimasta ferma proprio per assenza di personale. Restano gli aggravi per residenti e turisti e la ricaduta sulle merci che rischiano di far lievitare in modo significativo il costo della vita sulle isole minori. Un tema che Regione Siciliana e Ministero dei Trasporti affronteranno la prossima settimana in una riunione operativa annunciata ma non ancora convocata. Sul tavolo ipotesi di un finanziamento pubblico straordinario alla compagnia di navigazione per coprire temporaneamente gli aumenti dei carburanti e disinnescare il caro biglietti, ma questo intervento potrebbe non bastare. Oltre 7 milioni di euro per potenziare l'approvvigionamento idrico dell'Etna Valley. La Regione Siciliana ha approvato con questa cifra la riprogrammazione delle risorse per ammodernare il campo pozzi di Pantano d'Arci nella zona industriale di Catania, un intervento considerato strategico per il futuro di ST Microelectronics,
che ha annunciato un maxi investimento da 5 miliardi per la produzione di semiconduttori in carburo di silicio. Ad Agrigento torna in piazza la protesta per la crisi idrica, che dura incredibilmente da oltre 3 mesi. Al fianco dei manifestanti anche il sindaco di Agrigento, Sodano, e pure l'arcivescovo Damiano, che lancia un appello alle istituzioni. Vediamo quale con Davide Sardo. Oltre 3 mesi senza acqua, una sete che non dà tregua e che trasforma la vita quotidiana in un'emergenza continua. Ad Agrigento la protesta arriva in piazza Pirandello, dinanzi al municipio, in strada cittadini, famiglie, anziani e bambini per chiedere una soluzione definitiva alla crisi idrica. Acqua per Maddalusa, acqua per Agrigento, acqua per la provincia. Tutta la provincia di Agrigento è in ginocchio per il problema dell'acqua. Al centro della protesta soprattutto Maddalusa, qui intere famiglie sono senza acqua da mesi e chiedono risposte. È dall'inizio di maggio che siamo senza acqua e facciamo avanti e indietro con i bidoni ovviamente. Ma la crisi riguarda anche altri comuni della provincia. Canicattì, Agrigento, Licata, Ravanusa, manca l'acqua. Lo si era detto già da anni che il gestore idrico e ATI idrico non ottemperano agli adempimenti. La situazione è gravissima. A fianco dei manifestanti anche il sindaco di Agrigento, Michele Sodano. Invitiamo ancora una volta, lo dico molto chiaramente, chi ne ha bisogno, chi ricade nei requisiti dell'unica residenza a Maddalusa, ad attivare presso gli uffici della protezione civile qui in via Atenea il centro operativo comunale. In piazza pure l'arcivescovo Alessandro Damiano, che lancia un appello alle istituzioni. Per le autorità competenti, per i rappresentanti della popolazione, di sedersi a un tavolo e cercare delle soluzioni, non soluzioni importanti ma che hanno, come dire, lo spazio di tappabuchi, ma soluzioni a lungo termine. Dalla piazza arriva dunque un appello forte: superare l'emergenza e garantire a tutti l'acqua senza distinzioni. Voltiamo pagina. Se avete un gatto, ricordatevi di festeggiarlo. Oggi è la giornata internazionale degli amati felini indipendenti, furbi, pieni di energia, e in questa festa dedicata a loro si vuole sottolineare l'importanza dell'adozione e il contrasto al fenomeno dell'abbandono. Veronica Barbarino. Indipendente e con quella capacità di farci credere che siamo noi ad avere bisogno di lui. Si celebra oggi la giornata mondiale del gatto, uno degli animali più amati e misteriosi. Perché il gatto non è semplicemente un animale domestico, ma è un vero padrone di casa che decide quando concedere coccole e fusa, magari dopo qualche croccantino, giri di ricognizione sul divano, giochi di caccia e lunghe dormite. In casa mia vivono 3 gatti, ciascuno di loro ha il proprio carattere, le proprie abitudini, per me rappresentano la mia piccola famiglia, sono di grande compagnia, sono molto presenti. Sono animali imprevedibili perché nel loro modo di giocare, nel loro modo di muoversi all'interno anche della casa, possono trovare i nascondigli più disparati. E per chi dice che cane e gatto non vanno d'accordo, basta guardare alcune immagini che raccontano tutt'altra storia. Non è casuale la celebrazione di questo piccolo felino in una giornata estiva. L'obiettivo è sensibilizzare sul tema dell'adozione e dell'abbandono. Sono ancora tanti, infatti, i casi di animali abbandonati in occasione della partenza per le vacanze e tanti altri che cercano un'amorevole casa. Deliziosi. Spettacolo adesso. Caspar Capparoni, attore romano doc, ha trovato a Catania la Casa del Cuore, merito dell'attrice Veronica Maccarone, sua compagna da anni, e quindi siamo entrati nel loro nido, che è ad Aci Castello, incontrando amore, famiglia e un talento speciale. Eva Spampinato.
Grande! Ma che ci fanno Kaspar Capparoni, attore romano amatissimo dal grande pubblico che lo ha di recente rivisto su Rai 1 nella fiction di grande successo Capri, e Giovanni, il catanese infuocato di Temptation Island. Semplice, farciscono insieme l'ormai famosa nuvoletta alla Nutella. Ma quello che molti non sanno è che Kaspar è ormai un catanese acquisito. È una città a cui sono molto legato, ma anche prima di trovare mia moglie. Colpa dell'attrice catanese Veronica Maccarrone, che ha fatto innamorare Kaspar, anche di Catania. Sì, ed è nato nel periodo vicino a Capri oltretutto, vedi? Quindi tutto si collega in qualche modo, no? Veronica e Kaspar sono una delle coppie più longeve della TV italiana. Quanti anni sono passati? Dal 2004. Poi sono arrivati anche 2 figli. Abbiamo qui Alessandro che ha quasi 18 anni e Daniel che ne ha 13. Che in questo momento è irreperibile. Li abbiamo incontrati nella casa di Aci Castello, dove ogni estate trascorrono le vacanze in famiglia. Poi quest'estate ci stiamo veramente divertendo. Devo dire che non ci facciamo mancare niente da questo punto di vista, anche se tutto nasce casualmente, vero? Loro hanno detto a Kaspar: impara bene queste poche parole in dialetto siciliano. Minchia, sbambai. Come mai il successo di Capri, come mai il successo di questo ragazzo? Vuol dire che in questo momento la gente ha voglia di semplicità, ha voglia di verità, più che di essere glamour. Ma il vero artista di casa è Alessandro. Suona, compone musica, canta, balla al Teatro dell'Opera di Roma, ma la cosa più bella è che nessuno di noi gli ha mai imposto nulla. Io ho cercato di evitare completamente, ci vuole molta testa, ci vuole molta caparbietà, molta professionalità e dedizione. Ma quindi tu sarai il nuovo Roberto Bolle italiano? Si spera, dai. Una cosa semplice, è che non diranno il figlio di, ma che sia è il papà di. Noi siamo i genitori di Alessandro. In bocca al lupo Alessandro, ciao Kaspar. La musica di Verdi, l'Etna e la magia del teatro antico ieri sera a Taormina. Il Nabucco ha conquistato il pubblico in una cave tutta esaurita e con la lava del vulcano a fare scenografia naturale. Ascoltiamo. Ma la vera emozione è stata un'altra. L'opera è stata tradotta contemporaneamente nella lingua dei segni italiana. Così anche il pubblico non udente ha potuto vivere la potenza della musica e della trama dell'opera. E quelle mani aperte che vedete tra poco, ondeggianti sotto le stelle, che rappresentano l'applauso, sono il simbolo di una lirica senza barriere. Bellissimo, eh? Taormina ieri sera. Altra musica, a Catania gli Earth, Wind and Fire con lo spettacolo Experience, proposto da una formazione lanciata da Al McKay, lo storico chitarrista della band che ripercorre i più grandi successi del gruppo. Martedì alla Villa Bellini per Catania Summer Fest. Orazio Longo. McKay's Earth, Wind and Fire Experience è la cosa più vicina a come suonavano gli Earth, Wind and Fire nel loro periodo di massimo splendore tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. La band, ideata da Al McKay, è composta da una formazione all-star, tra cui Tim Owen, The Weird Duckett, Klaus Woods e Gregory Moore. Costruita dal chitarrista degli Earth, Wind and Fire, la formazione ripropone i grandi successi di Philip Bailey e compagni e si esibirà live martedì 11 agosto alla Villa Bellini di Catania per far rivivere il grande repertorio del gruppo di Maurice White. L'evento è organizzato da Gomed Concerti e punta a capo per Sotto il Vulcano Fest e rientra nel cartellone di Catania Summer Fest in collaborazione con il Comune di Catania.
Martedì alla Villa Bellini di Catania è il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, la grana fideiussione in casa Catania, la fiducia del Palermo dopo l'ultimo test e spazio anche al beach soccer. State con noi. Cioè Catania, come 2 anni fa, ancora alle prese con la grana fideiussione, non depositato l'anticipo, se entro il 10 non arriverà il pagamento sarà penalizzazione. Marco Carli. Un'altra corsa contro il tempo e nubidense sul futuro, come 2 anni fa, con alcune differenze. Il Catania non ha rispettato la scadenza per la fideiussione da presentare in anticipo in vista del match di Coppa Italia col Vicenza, dove si presenterà senza i nuovi acquisti e alcuni giocatori che hanno visto modificato il proprio contratto. Se non sarà rispettata poi la scadenza di lunedì 10, arriverà la penalizzazione. Insomma, un film che si è ripetuto, come nel 2024, sempre prima del match di Coppa. La comunicazione nella serata di ieri ha alimentato la rabbia dei tifosi che in questi giorni si sono abbonati con la consueta passione. La nota del club parla di alcuni problemi tecnico-burocratici innescati anche dall'anticipo della scadenza di 3 giorni per la partita di Coppa. Il board, si legge, ha provato ad accelerare la risoluzione delle questioni per rispettare questa scadenza, purtroppo senza successo. Il focus resta la data del 10 agosto, termina l'origine della fideiussione per la quale si sta lavorando senza soste. Anche oggi, aggiungiamo, con una riunione fra CDA del Catania e avvocati di Pelligra. Ci sono 2.700.000 euro da versare. Al di là dell'ammissione di responsabilità con la nota diffusa dal club, contrariamente a 2 anni fa, e con la consapevolezza che il mancato rispetto della scadenza non è la risposta che i tifosi si aspettavano, restano i fatti e un passato che si ripete. Si dovrebbe parlare di partita, di mercato, con Ponzi alla Reggiane, un'ipotesi di scambio Jimenez-Patierno, ma non è così. Oggi al Menti non ci saranno i nuovi, oltre ad Allegretto e Bruzzaniti, e si deve correre per rispettare la scadenza, per evitare penalizzazioni che accrescerebbero il montante malcontento della piazza, gettando altre pesanti ombre sul futuro. L'amichevole vinta contro il Melbourne conferma i segnali di crescita del Palermo. La formazione rosanero sembra aver assimilato al meglio i dettami tattici di Inzaghi. Marco Gulla. Segnali positivi, il successo per 2-0 del Palermo sul Melbourne City ha lasciato sensazioni decisamente incoraggianti. Al di là del risultato, maturato grazie ai gol di Leduaron e Peda, è stata soprattutto la prestazione collettiva a confermare come il lavoro di Inzaghi stia iniziando a dare i suoi frutti. Il nuovo 4-2-3-1 appare già ben assimilato dalla squadra. Il Palermo, nell'amichevole di Perth, ha espresso un buon calcio e i meccanismi iniziano ad essere sempre più oliati. Mi sembra un Palermo forte, penso che stiamo continuando sulla strada che avevamo tracciato l'anno scorso, che purtroppo non era bastata. Sono arrivati nuovi ragazzi che ci daranno una grandissima mano e sono consapevole che insomma ci sarà da lottare perché ci sono tante avversarie agguerrite, ma ci faremo trovare pronti. Tra i singoli spicca la prestazione di Leduaron, autore di un gol e di un assist. Il francese continua a essere al centro di diverse voci di mercato, ma sul campo ha dimostrato di essere pienamente coinvolto nel progetto tecnico. Bene anche Vavassori e Bozzolan. Adesso rosanero al lavoro per l'altra amichevole, quella di martedì contro la Juventus, sempre a Perth. Beach soccer adesso a Scoglitti nel Ragusano, di scena la finale a 8 che assegnerà lo scudetto. Il We Beach Catania ha vinto nei quarti e oggi giocherà la semifinale. Marco Carli. Le emozioni e i gol sulla sabbia, inseguendo lo scudetto. Ci prova We Beach Catania, a Scoglitti nel Ragusano la squadra rossa-azzurra ha battuto il Cagliari per 6-5 nei quarti della Final 8. Oggi alle 20:30 la squadra di Mario Giuffrida troverà la San Benedettese, che ha avuto la meglio nettamente su Milano nell'altro quarto, 9-3 il finale. Con i sardi partita spettacolare dal grande spessore emozionale. I catanesi che scappano, prima sul 2-0 con la rete del vantaggio del giovane Milazzo. Sono felice per il gol ovviamente, ma ancora di più per la squadra, perché questo ci permette di fare un passo in avanti, andare in semifinale e continuare a credere nell'obiettivo finale che sarebbe la vittoria. Poi Etnei sul 3-1 e sul 4-2 con una rete di Udim. Cagliari trascinato da Lucao recupera fino al 4-4. Catania si porta nuovamente avanti, ma è proprio Lucao a pareggiare. Il gol definitivo siglato da Borer arriva subito dopo e questa volta i sardi non riescono a replicare. Gli Etnei esultano e volano. La semifinale è comunque un ottimo risultato, ma sognare non costa nulla. We Beach sa che con la San Benedettese può giocarsela come dimostrano i precedenti stagionali. È un torneo che, tranne per la capolista Pisa, è stato fra i più equilibrati di sempre. Un equilibrio che We Beach spera di tingere di rosso-azzurro.
Noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.